La Moschea della Misericordia rischia di chiudere. Per motivi di sicurezza la prefettura aveva sconsigliato l'apertura in quel posto. Il documento è affisso proprio su una parete del padiglione islandese che espone l'opera dell'artista Christian Buchel. La conclusione è chiara. Si ritiene, scrivono da K. Corner, che non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione in considerazione della superiore esigenza di tutela dell'incolumità pubblica. Ma il documento della prefettura non è l'unico atto amministrativo in questione. Cafarsetti ha infatti chiesto ai responsabili del padiglione islandese di produrre un documento della curia in cui si attesti che la chiesa si possa ridurre a uso profano non indecoroso. C'è tempo fino al 20 maggio per portare le carte all'amministrazione. Fa discutere intanto il tentativo di Alessandro Tamborini, docente di scienze religiose, di accedere alla misericordia con le scarpe. In questo video, pubblicato dal sito del Gazzettino, si sente il professore pretendere più volte di poter varcare la soglia senza doversi togliere le scarpe. Io non tolgo le scarpe, non sono obbligato a togliere le scarpe. Sì. Questa è una chiesa cristiana. Sì. Adesso se è moschea, lei mi dice, è una moschea, mi dà l'autorizzazione, mi fa vedere l'autorizzazione cortesemente. Non mi obbliga a togliere le scarpe. Sì, perché... Per Tamborini, che ha chiamato il 113, se quella della misericordia è un'opera d'arte, non c'è nessun motivo per obbligare le persone a entrare scalze. Quindi io ho diritto di visitarlo come opera d'arte. Io non sono religioso.